Allora, vi presento la mia ideona. Praticamente da questa sera vorrei leggere per voi un capitolo a sera di libri famosi che sono diventati dei cult. Ad esempio, questa sera la mia biblioteca personale ha fatto saltare fuori questo libro fantastico che tutti conosceranno, ecco, che è anche al prezzo, che è 50 sfumature di nero. Non ho scelto 50 sfumature di grigio perché ormai se ne sono fatti tutti due maroni e visto che 50 sfumature di nero non se lo fila nessuno, ma fondamentalmente quello in cui succedono più cose, più avvenimenti un po' di, cioè più avvenimenti che creano un movimento e mi faceva piacere leggerlo per voi in dialetto. In dialetto in questo caso padovano, come si sentirà dal mio accento, sono veneta e, e niente, spero che vi divertiate con me. Allora, cominciamo. So sopravvissua al terzo giorno dopo Christian e il mio primo lavoro. Asestà una gradita distrazione. Il tempo sarà dissolto in una nube de volti nuovi, cose da fare e Mr. Jack Hyde. Mr. Jack Hyde me sorride, i suoi occhi azzurri sbrilluccicano, mentre se china su di me sua me scrivania. Ottimo lavoro, Anna. Credo che diventeremo una grande squadra. Riesco a piegare i lavari in una specie di sorriso. Ora me ne vo, se partiva ben, mormoro. Certo, se 5 mesi, se vedemo domani. Buona serata, Jack. Buona serata, Anna. Fora, nell'aria del tardo pomeriggio di Seattle, fasso un bel respiro. Non riempie affatto il vodo che go dentro e che sento da sabato mattina. Un buco doloroso che mi ricorda è a me perdita. Cammino verso la fermata del bus a testa bassa, fissandomi i piedi e rifletto sul fatto che non go più a me dorata Wanda, il mio vecchio Maggiolin nell'Audi. Reprimo subito che il pensiero. No, non pensare. Non pensare a lui, a Elo. Certo, posso permettermi una bella macchina nuova. Sospetto che sia sta più che generoso nel compilare l'assegno e il pensiero me lascia l'armaro in bocca. Ma o caccio via e cerco di tenere a mente più vatà e più voda possibile. Non posso pensare a lui. Non voglio iniziare a piangere o a piangere. Non qui, no pa strada. L'appartamento zevodo, Kate me manca e la immagino sdraiata su una spiaggia ai Barbados mentre sorseggia un cocktail già sa. Impisso a televisione in modo che un po' di rumore riempia il silenzio e mi dia una parvenza di compagnia. Ma non ascolto e neanche vardo. Me siedo e fisso assente il muro de mattoni. So voda. Non provo altro che 2 ore. Per quanto tempo gli farò sopportare? Per quanto tempo gli farò sopportarlo? E il suono del citofono mi fa trasaire e il mio cuore manca un battito. Chi sarà mai? Chi sarà? Una consegna per Miss Steele, dice una voce annoiata e incorporea, e adeusion me annienta. Scendo fiaccamente e scae e trovo un tosa ateo posato al portone che mastica in modo rumoroso
un chewing gum, una gomma da masticare, reggendo una grande scatola. Firmo e ricevuta e porto il pacco de Sora. È voluminoso, ma sorprendentemente leggero. Dentro che c'è 2 di rose bianche a gambo lungo e un bigliettin. Congratulazioni per il tuo primo giorno di lavoro. Spero che sia andato tutto bene. E grazie per l'aliante. È stato un pensiero molto bello. Ha un posto d'onore sulla mia scrivania. Christian. Fisso il biglietto scritto al computer e il buco nel mio petto si espande. Senza dubbio sta una sua assistente a spedirlo. Probabilmente Christian non ha neanche nemmeno visto i fiori. Ma fa massa mai pensarghe. Vardo e rose. Se beissime. Non gli ha fatto a crederghe. Non gli ha fatto a decidermi a buttarle via. Per senso del dovere vago in cucina e cerco un vaso. E così si sviluppa uno schema. Svegliarsi, lavorare, piangere, dormire, dare in letto. Dare in letto e cercare di dormire. Non posso sfuggirgli, neanche nei sogni. Ardenti occhi grigi e il suo sguardo smario, i suoi capelli ramai. Tutto mi perseguita. E a musica, così tanta musica, non sopporto di ascoltare alcun tipo di musica. Stago attenta a evitarla a ogni costo. Perfin i jungle pubblicitari e me fa rabbrividire. Non ho parlato più con nessuno, neppure con mia madre o Ray. Non ho forza di riprendermi, non ho forza di perdermi in ciacque ora. Non voglio sapergliene niente. So diventare un'isola, una terra desfà, distrutta, dove non cresce più niente, e gli orizzonti si desolai. Sì, questa so me. Posso interagire in modo personale in ufficio, ma niente di più. Se parlassi come mamma, so che poderia spessarmi ancora, e non è rimasto più niente da spessare. Trovo anche difficile mangiare. Mercoledì a pranzo so riuscita a mandare su uno yogurt ed è stata la prima cosa che ho mangiato da venerdì scorso. Sopravvivo grazie a una ritrovata tolleranza per il caffè latte e per la Diet Coke. È la caffeina che mi tiene in piedi, ma mi rende anche ansiosa. Jack gattacca a starmi addosso, mi dà fastidio, mi irrita, mi fa domande personali. Cosa vuoi? Mi so sentire, ma ho davvero da tenerlo a distanza. Mi sento e inizio a esaminare una pia di corrispondenza indirizzata a lui. E sto lavoro ripetitivo, una piacevole distrazione, e il segnale sonoro mi avverte dell'arrivo di una mail. Controllo subito chi che mi ha scritto. Merda, un messaggio di Christian. Oh, no, non qui, no al lavoro, no. Da Christian Grey a Anastasia Steele, 8 giugno 2011, 14:05. Oggetto domani. Cara Anastasia, perdona questa intrusione al lavoro. Spero che tu stia bene, spero che stia andando bene.
Ghetto ricevuto i miei fiori. Ho visto che domani sarà l'inaugurazione della mostra del tuo amico a galleria e sto sicuro che non te avevo il tempo di comprare una macchina. E la strada è lunga. Sarebbe più che felice di accompagnarti, se ti volessi. Fammi sapere. Christian Grey, amministratore delegato Grey Enterprise Holding Inc. Gli occhi mi si riempie di lacrime, mi alzo precipitosamente dalla scrivania e corro un cesso. E a mostra di José mi ero completamente desmentegata e avevo promesso di andare invece. Merda, Christian e Garazon, come arrivo fin là? Mi sfrego a fronte con la mano. Perché Osè non gatefona? Ora che penso, perché nessuno gatefona? Sono sta così distratta che non ho notato che il mio cellulare è rimasto muto. Merda, che idiota che so. Guassa impostai a deviazione delle chiamate su BlackBerry e me telefonate se devo arrivare a Christian. A meno che io non abbia buttato via il BlackBerry. Come ha fatto avere la mia mail? Ma sa che numero de scarpe che porto? Un indirizzo de posta elettronica non rappresenta certo un problema, pareo. Posso rivederlo? Potrò rivederlo? Riuscirei a sopportarlo? Voglio rivederlo? Saro gli occhi e getto e getto in drio e a testa e butto in drio a testa mentre il dolore e il desiderio mi trapassa come una lancia. Certo che voglio. Forse posso dire che ho cambiato idea. No, no e no. Non posso stare con qualcuno che prova piacere nell'infliggermi dolore. Qualcuno che non può amarmi. Ricordi strazianti, score fulminei, ne a me testa, ne a me mente, l'aliante e soman, che me tien i basi ne a vasca da bagno, e a sua gentiezza l'umorismo, il suo sguardo torbido, cupo e sexy. E il me manca. Se passa 5 giorni di agonia, che mi se parsi un'eternità. Mi stringo forte i bracci intorno al corpo, tenendomi insieme. E me manca pa davvero. Io amo, semplice, Anastasia Steele, te sia al lavoro. Voglio essere forte, ma non voglio andare a mostra di José. E nel profondo la masochista che è in me. E vuoi rivedere Christian? Faccio un bel respiro profondo e vo alla scrivania, che è meglio. E con questa prima parte si conclude la prima lettura di 50 sfumature di nero in versione dialetto padovano per la rubrica Lesemo qualcosa insieme prima di andare in letto. Ciao amici followers, alla prossima!